Nei giorni scorsi vi avevo chiesto se foste interessati ad un video sulla cassa integrazione. Mi avete risposto in maniera molto positiva e colgo quindi la palla al balzo per chiedervi: mettete mi piace sotto i commenti e condividete i miei video con le altre persone. Solo in questo modo potete supportare il mio canale. In questo momento non ho attivo Patreon, non ho attiva la monetizzazione né nient'altro. Soprattutto fatemi sapere nei commenti quali video volete. Io ascolto tutti quanti e questo video stesso non esisterebbe se non me l'aveste consigliato. La cassa integrazione guadagni, che per comodità in questo video chiameremo cassa integrazione, è uno dei maggiori ammortizzatori sociali in Italia. Ora, per spiegarvelo ho bisogno però di fare una premessa. Che cosa sono gli ammortizzatori sociali? Per ammortizzatore sociale si intende una o più misure che lo Stato mette in campo per supportare quelle persone che in questo momento non stanno lavorando. Oltre alla cassa integrazione, molto note sono anche la NASPI, la nuova assicurazione sociale per l'impiego, il prepensionamento e l'indennità di mobilità. A questo punto quindi abbiamo capito che la cassa integrazione è un ammortizzatore sociale che aiuta quelle persone che in questo momento non stanno lavorando. Andiamo però più nel dettaglio. In che cosa consiste la cassa integrazione? Si tratta semplicemente di una somma di denaro erogata dall'INPS, del quale ho già parlato nel video qui in alto a destra. Se non l'avete visto, recuperatevelo. Questa somma viene erogata a quella categoria di lavoratori dipendenti di società le quali hanno ridotto l'attività lavorativa. L'idea infatti è che un'impresa durante il corso della sua vita possa entrare in una certa difficoltà in un periodo e questa difficoltà porta a tagliare dei costi. Tagliare dei costi significa ridurre la produzione, ma ridurre la produzione significa togliere un pochino di lavoratori perché non se ne ha più necessità. Questa cosa non dovrebbe accadere, ma dato che accade, bisogna fare qualcosa per il problema sociale che si viene a creare. Quindi, al fine di evitare che questi lavoratori vengano licenziati, quindi emerga un problema sociale, esiste la cassa integrazione guadagni. Chi ne ha diritto riceve una percentuale del proprio stipendio da parte dell'INPS e questo porta a due vantaggi. Il lavoratore non si trova in problemi economici perché comunque riceve una parte del suo stipendio, mentre l'impresa non deve pagare lo stipendio al lavoratore e quindi può avere un pochino più di ossigeno. È importante sottolineare che al contrario di quello che si pensa, la cassa integrazione al lavoratore non arriva da parte dell'INPS, arriva sempre dal datore di lavoro e in un secondo momento l'INPS verserà lo stesso importo al datore di lavoro. Questa può sembrarvi una mera tecnicità procedurale, però non è così e ora capiamo il perché. Se infatti io impresa devo pagare in prima persona la cassa integrazione ai miei dipendenti anticipandola e poi in un secondo momento sarà l'INPS a ridarmi questi soldi, significa che io quei soldi devo averli e se non ce li ho dovrò fare un finanziamento e i finanziamenti, come ho detto in altri video, costano. Fatta questa precisazione è opportuno dire che nel 2014 l'allora governo Renzi ha fatto il Jobs Act e le cose sono leggermente cambiate da allora perché la cassa integrazione si è divisa in tre parti: ordinaria, straordinaria e in deroga. La cassa integrazione ordinaria è un pagamento in denaro erogato nel momento in cui c'è una riduzione dell'attività economica oppure una sospensione dell'attività economica non dovuta a fatti prevedibili o comunque non imputabile alla colpa di imprenditori o datore di lavoro. Questa prevede un pagamento di ammontare pari all'80% dello stipendio che avrebbe normalmente percepito il lavoratore. E questo istituto, la cassa integrazione ordinaria, può essere portata avanti per 3 mesi massimo. Soltanto nel momento in cui ci sono degli eventi inevitabili o comunque gravissimi, si può prolungare questa cassa integrazione fino a 12 mesi, non di più in nessun caso. La cassa integrazione straordinaria si può erogare solo in particolari casi, tra i quali ristrutturazione, riorganizzazione, riconversione aziendale, casi di crisi aziendale particolarmente gravi o settoriali o territoriali e basta, in nessun altro caso. Anche in questo caso la retribuzione che verrà corrisposta sarà pari all'80% dello stipendio che normalmente avrebbe percepito il lavoratore. La peculiarità però è che la durata della cassa integrazione straordinaria è molto variabile e si può adottare solamente in quelle società che hanno più di 15 dipendenti. Veniamo quindi alla cassa integrazione in deroga. Questa è stata pensata per tutte quelle categorie di lavoratori che normalmente non potrebbero avere accesso alla cassa integrazione, tra le quali piccoli imprenditori, coltivatori diretti, artigiani e cose del genere.
La durata e l'ammontare del pagamento rispecchiano in pieno quello che ho appena descritto. Si applicherà in base al contesto la cassa integrazione ordinaria oppure quella straordinaria. Piccolo cambio di inquadratura perché ovviamente si era scaricata la batteria. Dicevo, prima di concludere questo video vorrei fare una piccola riflessione. In Italia, come anche in altri paesi, tra cui ad esempio il Giappone, abbiamo un sistema lavorativo molto rigido. Questo significa che abbiamo utilizzato in maniera massiccia il contratto a tempo indeterminato. Questa tendenza sembra essere cambiata nel tempo anche grazie alla cassa integrazione, ma non solo, anche grazie all'utilizzo di contratti a tempo determinato oppure i cosiddetti co-co-co, che hanno reso il lavoro una cosa un po' più flessibile. E che cosa significa che il lavoro è flessibile? Significa che le imprese possono più facilmente decidere se aumentare o diminuire il numero di lavoratori. Nella pratica significa che hanno la possibilità in maniera più semplice di assumere o terminare un rapporto di lavoro. E badate bene che questa cosa non può essere fatta nel momento in cui tutti i contratti di lavoro sono a tempo indeterminato. Questo genere di flessibilità avvantaggia tantissimo l'impresa, soprattutto perché spesso le attività economiche sono condizionate dalle condizioni del mercato. Dall'altra parte però ci sono i lavoratori e per loro il lavoro flessibile è una cosa abbastanza negativa. E questo perché c'è spesso la paura di poter essere licenziati e il doversi rimettere in gioco facendo qualche cosa di diverso da quello che si è sempre fatto, doversi reinventare. Questa non è una qualità che si addice tanto alla maggior parte degli italiani, purtroppo. Quindi, dizionario economico. La retribuzione è il compenso corrisposto periodicamente a chi svolge un lavoro subordinato.